Lo sapete. Vedi, lo vedi? Vedi come sei, vedi? Tu Roberto vai a casa, Roberto vai in cucina, solo perché io vengo qua a casa tua tutti i giorni a mangiare da 3 anni. Sì, proprio uno sfruttatore. Andò, come ti può caffè mangiare? Oh, il nostro Peppino bello! Vabbè, visti 50 euro. Il nostro Peppino è brutto! Quando è brutto Peppino? Maria, ti presento Nadine, la fidanzata di Roberto. Che? Roberto si è fidanzato? Sì. E chi ha tutto questo storia? Disoccupati, giù sfaticate te senza mo'. Che bella cosa quando ti apprezzano per quello che sei. Ah, lo conosce bene! Per favore. È la sorella! Sì, è la sorella di Roberto. Ah, sì, è la mia sorella, che stai dicendo? Senti, la moglie. No, la moglie no, però è fidanzata. Poi si sposa e diventa la moglie di... Ma tu si sta diventando scemo. Roberto ha detto a Nadine che praticamente aveva una sorella, cioè tu, che lo adorava. Sì. Fatti venire un'idea. Io? Allora, Adesso? sì. Ma così, ma... Allora, io sono sposato, sai che mia moglie vorrebbe venire qui da un momento all'altro. Nadine non può stare qua. Dove mettiamo a Nadine? Da me? Va... Progetto neanche a di là. Ma mezz'ora fa è venuta Maria, ma quando è successo sto? Dopo che è venuto Maria. Come anche a parte essere uscite con una delle sue solite storie. Ancora? No, io sempre, ma mica sa fa stesso, sono quella cambia, è una fantastica idea, quella cambia. Una volta se ne esce con uno, adesso sai che cosa ha detto? Ma tutti i aspetti di corpo. E tu mi sei amico? Appunto, sì, sono amico tuo, in quanto amico tuo lo voglio sapere. Vedi Robertino, è una cosa che non puoi sapere, è una cosa un poco intima e privata. E che c'azzecca che è intima e privata, scusa? C'è sta Nadine davanti, non ma se è lei che parla di promessa, guarda che me lo faccio dire da lei, non faccio dire da lei. È una cosa intima, non lo farà. Ho chiesto ad Antonio di passare una notte con me in cambio di 500.000 euro. Contento? A parte gli scherzi, qual è sta promessa? È questa? Sì, se non fosse così, non sarebbe teatro. È bicchiere plastico! 10.000 euro. 20.000 euro. 200.000 euro. Ma quanto te vorrà? 500.000 euro. Per te? Allora sono stato fortunato che l'ha già avuto siamo gratissimi. Alla luce di quello che tu hai detto a me. Allora, ma io pazzo mi dice di farmi il coro. E ma a te l'ha già detto. E ma che pazzo risponde? Tu non vuoi giusto che io... No! Allora rifiuto? No, aspetta. No, dico... Accetto. Riflettiamoci un momento. Riflettiamoci. Noi non facciamo una vita particolarmente agiata. Ci abbiamo sempre mandato. Io tassista faccio, non dico. Certo, sei onesto, sei una brava persona. Ma ora pensi che ti sta per nascere un figlio, una figlia. Totore. Sì, ma mio suocero era così un grande lavoratore. No, io personalmente non l'ho mai visto al lavoro. E come potevano vedere? In che senso? No, dico sempre impegnato con i casi, con le cose, insomma. No, non è per questo, è perché lui non era solo il custode del commissariato, era il custode di tutti quanti noi. Basta la zucca, basta con la porzione, appena ti arrabbiate, spaghetti a puttanesca, e per quando fai il caffè, È quello che fa per noi. Sì, ma da quando se n'è andato in pensione non è già la stessa cosa, no? Il nuovo custode non c'era proprio soddisfazione, niente, sta sempre chiuso da quella cazzo, non parla, quasi non si vede. Se fossimo in un bel film americano, qui aprendo la porta, ci comparirete davanti alla nostra truffatrice. Si apre la porta con Maria Ruffari. Come sta noi che stiamo in un film americano? Però non si può mai sapere, come siamo.
solo, che doveva venire con la polizia. Già sta qua! La polizia già sta qua! Come sta la polizia? Se te lo spieghi! Si ma rapida sempre. Pure ragione! E quindi lei sarebbe un poliziotto, Piacere, commissario Maffoni, con chi piacere? Piacere, Roberto. Vabbè, comunque, Ando, sì, ti volevo dire, comunque, Nadine... Non mi interessa! Ando, ti volevo dire Nadine... Non mi interessa! Non lo lascio parlare! No, perché lui parla sempre di sua moglie, di Nadine, che in questo momento sta... Ma da me, a dove sta? E non la fa uscire! Perché non devo uscire? Perché non deve uscire? Perché non ti uscire? No, come sa, perché la moglie con l'influenza e io consigliavo di non farla uscire perché ci stanno cose che tu non sai. Non so, ti vedo. Come stai? Come ci vorrei, ci vedi? No, chissà, quell'Antonio voleva dire che ci sono cose che Roberto non sa. È sposato da poco e non sa che quando uno ha avuto la febbre non può uscire subito. Avete ragione. E voi dovete ringraziare di avere dei vicini così. Ma questo, grazie, come sa? Hanno scippato un gruppo di omosessuali. Siete sicuri? Maria dove sta? Di là, si sta facendo il caffè. Caffè. Mamma vado a prendere pure io un poco di caffè. Però. A voi il caffè non me lo do. Il caffè vi rende nervoso. Stiamo benissimo! Troppo bene, Sam! Stiamo benissimo! Mi si arresta, non voglio i galeri come l'hanno dopo a feso con i galeri. Ando usato, mi raccomando, Non ce la facciamo muovere! mi ando allora qui, calmo, chiaro, conciso, secco e preciso, mi Non ci fa finire perché non stai calmo, secco, fatti, preciso, secco, calmo, diretto, conciso e preciso, chiarezza, fatti da duro, preciso. Ecco, Nadine! Come sta il mio tassista per signore che tarda nella sua decisione? Nadine, ma a che gioco vogliamo giocare? Il medico e l'ammalata? Tanto, meno male! Deve manare. Io so tu. Che scusa? Scherzo che? Non lo so. Oh, cosa sai? Ma finisci questa cosa? Nadine, io so tu. Tu non hai fatto fortuna a Parigi. Tu hai fatto imbroglio a Parigi, che è una cosa. Che dici? Sei diventato scemo? Guarda che mo è sceso il commissario, un pezzo di commissario, così io uno che la vede. Uno che te e ha detto che tu chi veramente sai è quello che veramente fai e tu volevi imbrugliare a me, ma io avevo capito tu, le mie immerse. Tant'anni in tuo commissariato non mi ero imparato niente. Dove hai la tua foto? Il biglietto per Parigi e 500.000 euro. Veri? Ma tu sei un genio! No, sono Mario!